Sono dell'ISIS, dammi i soldi o faccio esplodere la bomba che ho nello zaino. È la minaccia con cui sabato, poco dopo mezzogiorno, a Mogliano, sul Terraglio, un 55enne senza dimora ha tentato di rapinare una famiglia del posto all'altezza di via Don Bosco. Si è avvicinato a un'autovettura che era ferma a un semaforo e dopo aver aperto la portiera ha intimato ai presenti di consegnargli il denaro, altrimenti avrebbe fatto esplodere un ordigno che lui asseriva avere nello zainetto. Il capofamiglia al volante è subito ripartito. Il bandito improvvisato non solo non aveva le sembianze di un terrorista, ma lo zainetto era ovviamente vuoto. La moglie, che viaggiava sul sedile del passeggero, è scesa e ha indirizzato i carabinieri verso la cattura del malvivente. Grazie, alla solerzia della donna che era seduta sul lato passeggero, la quale poi ha avuto modo di seguirlo, ci ha indicato l'autobus che il soggetto ha preso e quindi siamo riusciti a fermarlo. L'arresto del 55enne, già finito nei guai per un tentato scippo in piazza Mogliano durante il mercato lo scorso anno, è stato convalidato questa mattina. L'uomo è stato rimesso in libertà in attesa del processo. Tentata rapina l'accusa a suo carico. Quanto al fingersi un terrorista, pare un espediente sempre più diffuso. Chiaro che approfittando di questo momento le persone si ingegnano anche in questo modo per poter derubare il prossimo.